Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel diario del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo dell'educazione dei figli perché purtroppo devo dire che nei social alcuni bambini riflettono un po' l'educazione che hanno avuto dei genitori. E per bambini potrei anche mettere gente di 20-30 anni che non ha ancora capito come si sta in piedi su questo pianeta e di conseguenza non hanno colpa, perché purtroppo se non hanno avuto qualcuno che glielo ha spiegato nei primi anni della vita, poi di riflesso si comporteranno sempre come degli asini anche nei social, anche se non si potranno magari vedere, ma di nascosto lavoreranno sempre come degli ignoranti, e questo ha un prezzo da pagare, perché purtroppo il karma poi diventa bello scuro, bello nero. Ma ricordiamoci che in alcune tribù ebraiche 3000 anni fa, quando un bambino sotto i 14 anni disonorava il padre, ciao Giulia, grazie di essere venuta nel diario del Marietto, 2000 anni fa, quando un bambino disonorava il padre, veniva portato in piazza e lapidato, così che gli altri capissero com'era la canzone. Dopo il primo o il secondo, tutti gli altri cominciavano a onorare il padre, no? Oggi non c'è più questa usanza e i risultati si vedono. E vi potrei fare 2 racconti, ma stamattina inizierò con un racconto che praticamente il Marietto ha visto circa nel 1993-94. Ciao Sara, grazie di esserti venuta. Quindi si sente bene? Ditemi se si sente bene, perché sono sempre nel dubbio che non si sente bene. Quindi questa storia riguarda 2 ragazzi, ovvero un team di ragazzi. Allora, in quel periodo lì dovete rendervi conto che era scoppiata praticamente la guerra in Serbia, in Bosnia, e ci fu un grandissimo flusso di persone che scappò dalla Serbia e dalla Bosnia. Quando succedono le guerre, di solito le persone più acculturate scappano. Quelli che hanno meno mezzi e meno culturati generalmente restano a essere maciullati in mezzo alla guerra, no? Quindi dove abitavo io è arrivato un gruppo di persone che avevano titoli di studio serbi e bosniaci, di uno certo, chi infermiere, chi dottore, no? Ciao Simonetta, grazie di esserti unita. E cosa è successo? È successo che questi personaggi, queste persone, quando sono arrivati nella regione dove abitavo io, hanno cercato di introdursi subito con posti di lavoro, hanno bussato tutte le porte che potevano, però avevano i figli che dovevano imparare. E in quel periodo lì c'erano queste scuole private dove lavorava anche il vostro Marietto Veneziano, e un giorno gli diedero da seguire, grazie Sara, che mi ha detto che si sente benissimo, gli diedero una classe al Marietto di 5 ragazzini, che variava dai 14, 13, 16 anni, erano 5-6 bambini, era il 94, 95 anno più, anno meno, no? Erano veramente bambini che sapevano anche l'italiano, si sapevano esprimere, erano bambini bravi, no? Però cosa successe durante una lezione, in una pausa? Una pausa successe che, sapete, dove abito io ci sono dei grossi flussi monetari, no? Banche, quant'altro, no? Fiduciarie. E chiaramente quando in quel periodo la gente arrivava qui che aveva certe qualifiche, veniva assorbita da questi gruppi misterici e assoldati, no? Gli davano subito un posto di lavoro, magari all'ospedale, come infermiere, come dottore. E questi bambini chiaramente erano figli di gente che i loro genitori, appena arrivati qua, avevano subito trovato posto di lavoro e ingaggiati da questi gruppi misterici. Ma io chiaramente Marietto non lo sapeva. Cosa successe? Successe che un giorno in una pausa in classe,
ci siamo messi a parlare del più del meno. E in questa classe c'era un fratello e una sorellina che avranno avuto 14 anni, 15, adesso non mi ricordo più. E visto che in un'altra classe a 30 km, no, a 50 km di distanza aveva una loro cugina come studentessa anche, questi due fratellini, fratello e sorella, si sono messi a parlare della cuginetta. Solo che mentre parlavano a destra e a sinistra, io non sapevo che era loro cugina all'inizio, poi me l'hanno spiegato loro che era loro cugina. E cosa è successo? È successo che si sono cominciati a mettere a parlare della luna piena, delle messe nere che faceva la cugina e di quant'altro. Insomma, ciao Doriana, grazie di esserti unita. Perché io guardo questi ragazzini, io ero tornato da una scuola teologica, perché sono cristiano evangelico, resto stupito dalla conoscenza esoterica che avevano questi bambini. Adesso qui non sto a ripetere tutto il patafione che mi dicevano questi bambini, ma a quei tempi non c'era internet, non c'era niente, quindi queste conoscenze esoteriche per forza di cose gliele doveva aver date qualcuno, o i loro genitori, o questi gruppi misterici che la facevano o la fanno ancora da padrone nella regione in cui ero. Erano dei corsi un po' serali, no? Delle scuole serali. E il vostro Marietto, insomma, ci rimase un pochettino, perché dice, ma a questa età, questi bambini che dicono queste cose, il vostro Marietto ci rimase. Il problema che cos'era? Il problema è che facevamo lezione in una ex albergo, cioè ero ancora un albergo, e avevo una vetrata, era sera, mentre questi bambini, insomma, si esaltavano a fare questi racconti esoterici sempre tra 14 e 15 anni massimo, io insomma ero un po' inquieto e ho guardato fuori dalla finestra. Guardando fuori dalla finestra vidi che stava arrivando un grandissimo esoterista mio nemico, cioè era uno praticamente che era un mio nemico acerrimo di un gruppo misterico della Casa dei Sogni, dove io me ne ero andato già da 3 anni, no? Allora feci un collegamento. Molto probabilmente questi bambini, la scuola gliela sta pagando questo tizio qua, è lui che ha fatto assumere nei vari ospedali i genitori, e qui c'è un barbatruccolo. Però io conosco bene il loro modus operandi e so che questi prima ti innazzano e poi ti tolgono sgabello da sotto i piedi e quindi praticamente ti portano basso strada. Quando io ho visto questa scena, questi bambini che raccontavano queste storie piuttosto tremende, no? Di messe nere e tutte queste cosine qua, e guardando fuori la finestra vidi questo soggetto, questo grande soggetto a livello misterico, no? Questo personaggio che io so chi è, ma molti personaggi non sanno chi è, molte persone pensano che sia solamente un uomo molto ricco e basta. Capii che quei ragazzini lì non stavano parlando a vanvera, non avevano iniziato un discorso così tout court, tanto per perdere tempo, ma c'era dietro un progetto. E allora vostro Marietto, lì avrà avuto 29 anni massimo, e ha pensato, questi bambini ormai sono bruciati, no? Perché capì che non era una cosa così innocente, era praticamente un agguato al vostro Marietto. Morale della favola, il corso finì e ci salutammo, ma io quella sera capii che quei 2 bambini lì ormai erano finiti. Passano gli anni e praticamente questi ragazzi diventano maggiorenni. Il vostro Marietto ormai si era dimenticato di questa storia, però sapevo che ormai quei ragazzi avevano il destino segnato, perché ormai questo mago nero che li aveva praticamente sponsorizzati avrebbe chiesto un tributo. Chiaramente sapete che queste sono storie di fantasia,
Cioè non è che poi andate a dire in giro che Marietto dice queste cose. Qui lo dico, qui lo nego, su racconti così, perché sapete che scrivo ebook di fantasia. E quindi mi sto esercitando con voi a vedere se il racconto tiene oppure sembra fantasia. Ma della favola cosa succede? Il vostro Marietto, passano gli anni, questi ragazzi diventano maggiorenni, hanno 20 anni, 21 anni. Il vostro Marietto sul divano apre il giornale un giorno e leggo che era successo un terribile incidente al maschietto. Al maschietto poi ho saputo che avevano promesso che sarebbe diventato un giocatore del Milan, no? Morale della favola, cosa succede? Succede che lui fa un incidente in macchina col padre, il padre viene sbalzato fuori, lui è ancora vivo, scende, solo che non vede la notte, passa giù da un dirupo e muore. Il vostro Marietto ormai sapeva che questo mago nero aveva messo una croce su questi due ragazzini, però di solito aspettano sempre che diventano maggiorenni. Quindi ho pensato, adesso capiterà alla sorella. E ripeto, questo non è colpa di questi ragazzini, ma è colpa dei genitori che non hanno dato un'educazione valida ai loro figli. Passa un anno, più o meno un anno esatto, la figlia, cioè la sorella di questo fratellino, no? Va lontano, va a 300 km, diventa una brava infermiera e sta facendo un corso universitario infermieristico. Sto parlando sempre, siamo nel 2000. E cosa succede? Succede che con la mamma in autostrada buca, scende per mettere il triangolo, arriva una macchina, la faccia e muore. Leggo queste cose sul giornale, chiaramente, no? Allora, quando ho letto questa cosa qua, mi veniva sempre in mente quella sera quando ho visto questo personaggio del basso astrale che veniva lì e sponsorizzava questi due personaggi, no? Perché in quel periodo c'era una guerra tremenda a livello esoterico nella regione dove abito io. C'è un altro racconto del genere di tre fratellini che però questo ve lo racconto in un'altra pillola. Vi ricordo che è un racconto di fantasia. Quindi quando uno ha dei figli, la prima cosa che deve fare è dargli un'educazione sana, spiegargli come gira sta palla di acqua e terra, perché sennò gli altri non hanno nessun tipo di pietà. Se qualche furbone viene nei miei gruppi a fare l'asino perché pensa che non lo si vede perché dentro un igneme o roba del genere, ho già spiegato in altre pillole che il Marietto non fa niente, però se non hanno un'educazione poi la vita, che è durissima, gliela spiegherà in un altro modo. Quindi tutti quei genitori che hanno dei figli che sono un po' degli animali allo stato brado devono tenere un po' le briglie, perché la vita quando picchia duro, e anche il Marietto molte volte è caduto in ginocchio ma è riuscito a rialzarsi, però altri no. Quindi quando io vedo certi ragazzi, certe persone anche di 20 o 30 anni che non hanno ancora capito come gira la vita, e penso a questi ragazzini qui che a 14 anni dicevano delle cose robotiche perché dei gruppi misterici avevano soldato i genitori di conseguenza, insomma pensavano di avere un bel posto di lavoro. Non c'è niente di gratis in questo mondo, tutto alla fine arriva e porta il conto salato. Quindi l'unica cosa è cercare di dare un'educazione ai figli almeno cristiana, e non cristiana come la religione di Stato, ma cristiana come i cabalisti, chiamiamola così, no? Perché sapete che c'è anche una cabala cristiana. Quindi, cari amici, detto questo, queste sono storie di fantasia, no? Che il vostro Marietto nel suo lungo cammino della vita, nel cammin facendo, ha incontrato, e che alcune persone purtroppo quando si incontrano, da come si comportano, si vede già dove andranno a parare, no? Questi due bambini sono stati falciati via da delle macchine ufficialmente, ma nella realtà, secondo il Marietto, quella sera ho visto benissimo
questo disegno di questi due ragazzini che erano stati sponsorizzati da questo gruppo misterico, cioè non i ragazzini ma la famiglia, perché chiaramente erano arrivati qui e subito si erano trovati giù il tappeto rosso, posti di lavoro dove altri erano anni che magari stavano cercando di averli ma loro no, e questi invece sì. Bene cari amici, vi ricordo sempre che è un racconto di fantasia, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda su YouTube. Vi ricordo che domani sera sul canale Marietta Veneziano ci sarà le ville pendolino gratis con Hildegarda, e se non avete ancora fatto iscrivetevi anche al canale YouTube delle Marietta Veneziano e venite a trovarci nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove ogni lunedì sera Hildegarda, Marietta Veneziano e Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!